Parte dalla Marca la crociata contro le slot machine di Stato e parte con l'assessore regionale al sociale, il trevigiano Remo Sernagiotto, che ha annunciato una legge veneta che istituisce i casinò in ogni provincia contro la diffusione selvaggia ed incontrollabile delle macchinette. Non vogliamo che in questo nostro Veneto ci siano trappole per persone fragili. Saremo durissimi, andremo anche contro lo Stato. L'idea è di creare dei veri e propri casinò provinciali. Al momento allo studio da 1 a 3 strutture, dove accorpare tutte le macchinette levandole dagli altri esercizi nel territorio, per primi nei bar. Oggi il territorio è devastato da trappole dappertutto, perché le persone fragili, chi sono le persone fragili? Siamo tutti noi, quando andiamo in pensione, quando perdiamo il posto di lavoro, quando siamo nell'ozio perché studenti, e se quando andiamo in un bar c'è la trappola della macchinetta, è chiaro che ci attrae. Fragilità che secondo il servizio dipendenze dell'ULS 9 nella Marca sarebbero in costante aumento, al punto che un trevigiano su 20 sarebbe affetto da una vera e propria mania da gioco. Il 5% della nostra popolazione sembra che sia affetta da gioco patologico, soprattutto sono giovanissimi e sono anziani e persone che hanno perso di recente il lavoro. Per qualcuno a volte arriva quasi al tentativo di suicidio e se non proprio anche al suicidio. Una legge che dal punto di vista sanitario va approvata subito. Una proposta che può andare bene, sicuramente sì, perché potrebbe contenere il gioco d'azzardo. Tutti d'accordo, meno che lo Stato, che gestisce direttamente le concessioni dei casinò in tutto il territorio nazionale. Una vera e propria lobby che la Regione vuole spezzare andando contro Roma. Insieme al nostro Presidente Padrin, come gruppo di Forza Italia, presenteremo un'azione molto forte. E quale sarà? È quella magari di norme che contrastano anche il governo nazionale.